Eccoci insieme cari telespettatori. Allora, finalmente, anche su tanta pressione da parte vostra, che ci avete scritto numerosi e anche telefonato, affrontiamo con illustri esperti del settore la tematica relativa ai centri e servizi per anziani, alle case di riposo. Ci sono tante problematiche che riguardano le famiglie, le persone anziane che vorrebbero afferire a queste strutture oppure no, dinamiche di prezzi, di riforma, insomma ci sono tante questioni e naturalmente quelle anche delle molte persone che lavorano in queste strutture, difficoltà e non solo. Allora, per affrontare queste problematiche che sono emergenti più che mai nei periodi di difficoltà, quando magari purtroppo si guarda anche ai finanziamenti e ai soldi, vi presento i nostri interlocutori. Il piacere di avere qui con noi in studio Sonia Brescaccin, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti i telespettatori. Ben arrivata. Avremo in collegamento la Vicepresidente Anna Maria Bigon, Vicepresidente della Quinta Commissione consigliare della Regione Veneto, e invece qui in studio abbiamo da un lato Gianfranco Refosco, Segretario Generale CISL del Veneto. Ben arrivato Segretario, grazie di essere qui con noi. Paolo Righetti, Politica del Welfare, Segretario CGIL del Veneto, ben ritrovato anche a lei. Dottor Roberto Volpe, Presidente dell'Uripa. Buonasera. Sempre per intendersi case di riposo in senso volgare del termine, ma io spiego per i nostri telespettatori. Chiaro. E il dottor Fabio Toso, Vicepresidente nazionale UNEBA, Direttore Generale dell'OIC, sempre case di riposo. UNEBA sarebbe? Sono gli enti del privato sociale, di ispirazione cristiana per la maggior parte. Mentre Uripa, dottor Volpe? Pubblico e privato, un po' siamo misto mare. Comunque sono sempre strutture per anziani. Sì, certo, giusto? Solo strutture per anziani. Solo strutture, perfetto. Infatti Unione Regionale, istituti per anziani. Perfetto. Chiarito questo, vediamo un po' quali sono le istanze che da tempo accompagnano i sindacati, in modo particolare dei pensionati. Abbiamo un contributo da far vedere insieme e io direi di vedere insomma pari dispari lo stesso, non conta nulla. Elena Di Gregorio, segretaria generale dello SPCGL del Veneto, vediamo l'intervista, poi abbiamo anche quella di Tina Cupani, che è segretaria invece dell'FNP CISL. Vediamolo. Allora, in Veneto la popolazione anziana è in costante aumento. Ormai possiamo dire che un cittadino su 4 ha più di 65 anni. Aumentano anche gli over 80, abbiamo 180.000 anziani non autosufficienti, perché ovviamente aumentando l'età aumenta anche il rischio di cronicità. E di questi 180.000, il 30.000 sono ricoverati nelle case, ospitati dalle case di riposo, gli altri 150.000 sono in famiglia. Noi, come sindacato dei pensionati, pensiamo che sia, diciamo, un'opportunità invecchiare a casa propria, è il desiderio di ognuno di noi, però l'assistenza domiciliare in Veneto, nella nostra regione, è abbastanza lacunosa. Uno studio dell'IRES Veneto ha determinato che mediamente stiamo parlando di 5 ore all'anno per ogni singola persona, quindi assolutamente non si può fare affidamento sull'assistenza domiciliare. E quindi questi anziani vengono accuditi spesso da assistenti familiari, se ne stimano 80.000 e nemmeno la metà regolari, e dalle loro famiglie, in particolare dalle donne, che poi pagano un peso, no, anche dal punto di vista lavorativo, perché ovviamente questo incide sulla loro possibilità di lavoro al di fuori della famiglia. Non è che la situazione delle case di riposo sia migliore, non solo per la quantità di decessi segnati dalla pandemia, ma perché la pandemia ha fatto emergere, ha reso evidente a tutti una situazione che non è più sostenibile. Strutture spesso vecchie che andrebbero risistemate, non adeguate a garantire un'ospitalità dignitosa agli anziani che sono ricoverati. La situazione si è aggravata per una carenza del personale, sia infermieristico che OSS, e in particolar modo di personale qualificato per accudire persone che sempre più sono affette anche da malattie mentali, da cronicità che infliggono appunto delle difficoltà mentali. La situazione in questi mesi sta esplodendo per la crisi energetica, quindi siamo di fronte a un aumento delle rette, perché i costi vengono scaricati sulla famiglia e sugli anziani. Stiamo ragionando le cifre intorno ai 200-300 euro al mese, che sono insostenibili per i nostri anziani,
che tra l'altro non dimentichiamoci che la legge di bilancio nazionale che è in discussione prevede anche una decurtazione di quelle che sono la rivalutazione delle pensioni, quindi vedranno ulteriormente impoverito il loro potere d'acquisto, a fronte invece di aumenti di costi che sono significativi per loro e per le loro famiglie. Noi abbiamo chiesto un intervento alla Regione, siamo stati in piazza unitariamente come sindacati il 29 novembre, chiediamo un intervento straordinario, però da quello che abbiamo capito nella discussione della legge di bilancio regionale non c'è intenzione di introdurre l'addizionale per recuperare delle risorse fresche, delle risorse nuove da dedicare al sostegno del welfare e del sociale nella nostra Regione. Sentiamo spesso dire il Presidente Zaia che non ha intenzione di mettere le mani nelle tasche dei veneti, ma questo non corrisponde al vero, perché in realtà, come sanno bene tutti i cittadini, sono costretti sempre più a pagarsi sia per le prestazioni sanitarie che per quelle assistenziali, e stiamo parlando di lavoratori dipendenti e pensionati che sappiamo che pagano la maggior parte dell'IRPEF nella nostra regione, quindi sono costretti a pagare due volte, uno per sostenere il welfare pubblico a vantaggio di tutti, anche di chi le tasse non le paga, l'altro poi per pagarsi i servizi. Quindi noi crediamo che ci sia la necessità di interventi urgenti, di un'assunzione di responsabilità da parte di chi governa questa regione e soprattutto di un cambio culturale, perché invecchiare deve essere una cosa positiva, vivere più a lungo deve essere positivo, non può essere senza dignità, senza rispetto e anche con un senso di colpa e di peso per la società. Allora, questo primo capitolo, dopo sentiremo anche l'altro intervento, adesso abbiamo avuto il collegamento, quindi possiamo ringraziare che è qui con noi anche Anna Maria Bigon, vicepresidente 5ª Commissione Consiglio regionale. Ben arrivata anche a lei. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Allora, chiedo a lei, il Presidente, di commentare quanto ha sostenuto la segretaria del sindacato dei pensionati della CGIL. Poi voglio sentire se, per quel che riguarda la posizione anche dei sindacalisti presenti, concordano anche per quel che riguarda la parte dei lavoratori o comunque le difficoltà che si incontrano. Ci sono stati alcuni aspetti che sono stati sottolineati. Da un lato la domiciliarità, il problema di sostenere la domiciliarità che è onerosa, è molto onerosa, è quella che è a carico del sistema pubblico, non è sufficiente a sostenere gli oneri delle famiglie. Poi si è passati invece al discorso delle strutture, diceva strutture non adeguate e vetuste, insomma, per quel che riguarda le case di riposo, tra virgolette. Dopo sento anche il vostro parere assolutamente, tanto volevo sentire il commento da parte della Presidente. Sì, buonasera a tutti i telespettatori. Per commentare l'intervento che abbiamo appena sentito, penso che sia corretto da parte mia fare un po' una cornice di introduzione esplicativa del servizio a cui stiamo parlando. Stiamo parlando dei servizi per gli anziani, in particolare per la non autosufficienza, servizi che nella regione del Veneto da sempre, da centinaia d'anni, sono sviluppati in un sistema, in un modello che dà un servizio anche di carattere residenziale attraverso quelle che da sempre conosciamo come case di riposo, che sono i centri servizi per anziani che sono presenti nel nostro territorio attraverso l'attività per circa il 49% dalle IPAB, che sono qui rappresentate dal dottor Volpe, che sono i centri di servizi per anziani pubblici, per il 51% dai centri di servizi per anziani privati, dei quali però circa il 36-37%, 38% forse anche per cento, sono quelli di ispirazione cristiana, in particolare privati, non profit, quindi con una presenza praticamente di carattere giuridico privato, ma con una visione di stampo pubblico non legata al concetto del profit. Che sarebbe il Tortoso, giusto? Che sarebbe l'UNEBA. Questo è un modello che esiste, è quel modello che esiste da tantissimi anni, che dà risposta agli anziani, che ha dato la risposta anche in pandemia, in momenti particolarmente difficili, e quindi comunque hanno garantito un servizio e la miglior cura e presa in carico degli anziani. Adesso si sta un po' alla volta uscendo dalla pandemia, e ci siamo caduti tutti, quindi anche i centri servizi per anziani, con i problemi legati alla crisi energetica e a tutto quello che conosciamo, perché investono anche le nostre famiglie, investono anche le aziende, quindi investe tutta l'attività.
concentrandoci come regione sui centri servizi per anziani sulla parte della non autosufficienza, legata quindi sia alle case di riposo sia all'assistenza domiciliare, come diceva ben prima la rappresentante della CGIL che ha introdotto l'argomento. Come siamo sviluppati? Questo è un modello che ha una sua valenza e proprio questa valenza del modello della nostra regione si interseca in modo importante e da sempre con un concetto dell'integrazione sociosanitaria, ovvero il fatto che i centri servizi per anziani, che sicuramente sono nati negli anni passati, in centinaia d'anni, ma chi è qua presente lo potrà spiegare molto meglio di me, con un concetto anche di carattere assistenziale e sociosanitario, sicuramente hanno visto nel tempo un aumento per esempio dell'età rispetto alla quale i nostri anziani entrano in casa di riposo. Oggi l'età media, lo abbiamo certificato con una delibera che abbiamo approvato a luglio del 2022, di cui dopo possiamo anche parlare e spiegare meglio giustamente anche ai cittadini. Oggi l'ingresso dei nostri anziani è su una media di circa 82 anni, quindi si è alzato il livello di età e quindi evidentemente anche il livello della difficoltà e delle patologie che queste persone portano con sé quando vengono inserite in RSA. Però allo stesso tempo, secondo me, questo ci può far fare anche un'altra lettura, che il fatto di arrivare ad entrare in casa di riposo all'età media di 82 anni fa sì che, seppur è vero quel che diceva che l'assistenza domiciliare non in Veneto, in Italia, io ho portato i dati anche dell'assistenza domiciliare nazionale per regioni, e dopo, se vuole, secondo me sono anche interessanti. Seppur è vero che l'assistenza domiciliare copre soltanto una parte e non riesce probabilmente a dare una risposta complessiva al bisogno di assistenza non solo sanitario ma anche sociale degli anziani, dall'altro lato il fatto che comunque gli anziani entrano in casa di riposo a un'età un po' più alta rispetto a quello che avveniva qualche decennio fa, ti fa capire anche che si è anche un po' di più strutturata evidentemente una rete territoriale, seppur siamo consapevoli tutti quanti che il carico importante ce l'hanno le famiglie che accudiscono. Tenendo conto di questa nostra storia, che ho cercato di riassumere, la regione è sempre stata attenta, almeno per la parte che io ho potuto vedere nella mia esperienza che di circa 7 anni in regione del Veneto, ai centri servizi per anziani, che tra l'altro sono una caratteristica molto presente in Veneto e probabilmente soprattutto nelle regioni del centro-nord, del nord e meno in altre. Ecco Presidente, proprio per spiegare, perché tanti magari possono anche fraintendere, quando si dice centri servizi per anziani, ho provato anche a parlarne con diverse persone, pensano che siano i centri diurni. È vero. No, allora io dico centro servizi per anziani, intendiamo le case di riposo, perfetto, quindi i servizi residenziali. A questi quindi anche dove si trasferiscono hanno la loro residenzialità. Quindi dove vivono, sì. Certo. Nel solco di questo e anche sul fatto proprio che la nostra tradizione è sempre stata quella dell'integrazione sociosanitaria, quindi c'è stato sempre un legame forte tra i servizi sociosanitari che sono svolti in modo significativo per l'oggetto della trasmissione di oggi dalle case di riposo, però non possiamo dimenticare anche tutto ciò che è stato fatto in tema di riorganizzazione dei servizi ospedalieri da un lato, con un modello che si è sviluppato negli anni con i modelli del lab e degli SPOC, quindi del concetto delle reti ospedalieri, e anche dei servizi territoriali, delle strutture territoriali intermedie. Penso ad esempio agli ospedali di comunità o alle URT, le unità riabilitative territoriali. Anche queste si sono molto sviluppate in Veneto, c'è uno studio interessante di diversi anni fa fatto da un servizio studi parlamentare che anche lì ci mostra molto bene come sono stati sviluppati gli ospedali di comunità e poi trattava anche le case della comunità nelle varie regioni italiane e si vede bene il posizionamento del Veneto, che ovviamente è la regione che aveva attivato più ospedali di comunità a livello italiano. Oggi si inserisce su questo il PNRR per un rafforzamento della rete intermedia,
Manca secondo me, sto andando un po' a spot, su vari punti, manca secondo me un'attenzione da parte del PNRR o del livello centrale sui centri servizi per anziani, forse non so perché, dovuto al fatto che le RSA sono sviluppate soprattutto in determinate aree territoriali. Però proprio perché la popolazione invecchia, l'abbiamo sentito bene, i nuclei familiari sono diversi da quelli di un tempo perché sono nuclei familiari più asciutti, con un numero minore di persone, quindi faranno più fatica a prendersi carico delle persone anziane, della loro cura. Non si può prescindere da un'attenzione anche a livello nazionale e non soltanto regionale sulla non autosufficienza, non soltanto in termini di ADI, che va bene, va rafforzata, ma anche in termini di residenzialità e quindi di case di riposo. Venendo alla domanda su quello che noi abbiamo fatto recentemente a luglio del 2022, abbiamo quindi tenuto conto di tutto questo, tenuto conto che quindi gli anziani arrivano in casa di riposo che sono con l'età più alta e quindi con una patologia minore, quindi con una necessità diversa. Abbiamo unificato le due tariffe, le due previsioni del primo livello, che era per gli anziani meno gravi. Questo è molto importante, sottolineo una cosa perché non ne sono a conoscenza le persone. C'è stata un'unificazione, prima c'erano due livelli, uno di mera quasi residenzialità e l'altro invece le persone che avevano delle problematiche anche di carattere di salute. Adesso è stato unificato, visto la tendenza delle persone ad andare in casa di riposo più tardi con problemi anche importanti, e quindi c'è una quota unica che viene data dalla regione, giusto? C'è una quota unica, però vi do anche un altro parametro, perché il parametro penso di inizio 2021, quindi inizio 2022, quindi sostanzialmente è la fotografia. Quanti posti letto in Veneto ci sono accreditati? Circa 31.400. A fronte di una domanda di quanti però? Allora, se vuole le do i dati regionali, dopo li vediamo un po'. Che vediamo il fabbisogno, che risposta c'è del fabbisogno tra le varie regioni e quindi che tipo di risposte danno i servizi sociosanitari delle varie regioni. Comunque noi abbiamo circa 31.430 posti accreditati, di questi circa 31.000 sono stati gli accessi lo scorso anno per il primo livello, che era quello meno grave, e circa 7.000 per il secondo livello, che era quello dei più gravi. Quindi anche qua vediamo la proporzione tra i meno gravi, che erano la fetta maggiore, e i più gravi, che erano quella minore. Questo comportava una rigidità del sistema e soprattutto tenendo conto che gli anziani hanno sempre maggiore gravità e quindi una maggiore esigenza, abbiamo unificato i livelli in un unico livello, aumentando la quota sanitaria che destina la Regione per il primo livello e unificandolo anche per il secondo livello. Abbassandolo un po' per il secondo. Abbassandolo un po', che partirà però per i nuovi ingressi. Non con effetto retroattivo. Sì, esattamente. E qui lo interrompo un attimo perché questo voglio dare in modo che possiamo anche affrontare più voci, altrimenti mettiamo tantissima carne al fuoco e poi le persone non riescono più a seguirci. Prima di dare la parola anche alla vicepresidente, le chiedo un attimo, vicepresidente, dottoressa Bigon, lei deve lasciarci tra poco, mi conferma, oppure resta con noi? Posso rimanere, nessun problema. Perfetto, allora dopo le do la parola. Incontro alle 6, per cui riesco fino alle 5:30, fino alla chiusura, credo. Perfetto. Allora, Presidente Volpe, intanto cominciamo con lei. Che cosa, relativamente a quello che ha eccepito la segretaria dello SPI, ha qualcosa da dire? Lo stesso chiederò appunto al Presidente Toso. Avrei molto da dire, però mi limito a dire che vorrei che si superasse anche questa fase continua di richiamo alla pandemia ed altro, il fatto di dire che abbiamo strutture vecchie e tutte queste cose. Io credo di conoscere le 346 strutture del Veneto, di averle viste tutte, e non è questa l'immagine che meritano le strutture per anziani del Veneto.
così come sapevamo che l'evento pandemico avrebbe colpito la popolazione anziana, da noi c'era la concentrazione. Se uno vuole guardare i dati regionali, noi siamo la regione che nella prima ondata ha tenuto meglio di tutta Europa. Ma infatti, ma bypassando la questione che speriamo sia una parentesi no. chiusa, allo stato attuale... Allora, allo stato attuale, la prima cosa è che dobbiamo smetterla di parlare di anziani dopo i 65 anni. Dopo i 65 anni si rimane adulti ed è giusto parlare di anziani che abbisognano di servizi di un certo tipo dopo gli 80 anni, se no escono dei numeri, delle quantificazioni che poi non hanno senso. Da 65 a 80 anni rimaniamo nell'ambito degli adulti, poi parliamo di anziani. Cosa sono oggi le strutture per anziani? Abbiamo cambiato nome perché? Perché abbiamo cambiato identità. Una volta ci chiamavamo case di riposo perché gli anziani andavano a riposarsi dopo il lavoro, un'età media molto inferiore rispetto a quella di oggi. Noi oggi siamo sostanzialmente delle geriatrie e delle lungodegenze. Ma il dato eclatante è un altro, che io continuo a sentire parlare di questo tema, case di riposo, assistenza domiciliare, eccetera. Qui bisogna rendersi conto che noi potremmo attivare tutti i servizi che vogliamo. Potremmo pensare di fare altri 20.000 posti letto perché la popolazione anziana in condizioni di bisogno cresce, servizi domiciliari. Noi non abbiamo più forza lavoro. Questo è il tema vero. Adesso. Poi è vero, un altro dato, noi oggi siamo un paese, l'Italia, che ha 4.200.000 abitanti sopra gli 80 anni. Nel 2050 saranno 7 milioni e 8. Allora, la matematica è il più obiettivo, ti dà la maggiore obiettività sui giudizi. Noi siamo un paese che sapeva e diventava vecchio e sappiamo oggi che diventerà ancora più vecchio. Per assistere le persone ci vogliono uomini e donne. Noi oggi non abbiamo uomini e donne per fare questi servizi. Se noi oggi avessimo miliardi da spendere nel domiciliare, non avremmo la forza lavoro, non avremmo le persone da mandare a casa. Chiaro, capito? Fermiamo questo capitolo qua, è molto importante. Ecco, qui mi collego, faccio un attimo una battuta alla Presidente, dopo faccio parlare anche la Vicepresidente, dopo intanto c'è Toto. Quella valutazione che ha fatto la Regione, sentendo questi dati lo sappiamo perfettamente, è anche in proiezione futura, cioè in proiezione che ci sia una riforma delle IPAB, perché se con l'andamento attuale, sperando che non ci siano altre pandemie, aumenta sempre di più il numero di persone anziane, over 80, over 90 che afferiscono, dovrebbero esserci molte possibilità di avere un supporto anche economico. Dopo parleremo del personale, perché dopo quello del personale è un altro capitolo che bisogna conciliare. Quindi sono state fatte queste valutazioni? Allora, ma certamente la delibera di luglio era una delibera molto strutturata che non diceva soltanto quello che ho detto prima, portava con sé una dote nei prossimi 2 anni, perché un anno ormai è finito, era il 2022, di 148 milioni in più per nuove impegnative, quindi per nuove possibilità per anziani di poter accedere anche con la quota pubblica alla... I famosi 3.000 le 3.000 impegnative. Noi anni. abbiamo portato una dote non indifferente, sono quasi 50.000 milioni all'anno, 2022, 2023, 2024, fanno 148 milioni circa per 3.000 nuove impegnative, quindi vuol dire che ci saranno 3.000 nuove anziani che potranno accedere alle case di riposo avendo la quota sanitaria da portare con sé. Penso che però per centrare anche questo tema dell'invecchiamento della popolazione e quindi del tipo del fabbisogno, secondo me è interessantissimo uno studio che è uscito 10 giorni fa nel rapporto OASI della Bocconi, quindi freschissimo. Sì, è un istituto di grande caratura che dedica un capitolo anche proprio alla non autosufficienza e ha analizzato la copertura, il tasso di copertura del bisogno della popolazione, in questo caso over 75, giustamente non autosufficiente, attraverso le case di riposo e pone per una media italiana del 9%, quindi vuol dire che stimato la popolazione anziana, loro la stimano in circa 4 milioni di persone in tutta Italia. In media in Italia ci sono 9% di posti letto dedicati di case di riposo. Il Veneto ne ha, anno 2020, quindi fresco, insomma, no? Il 18%.
che praticamente segue semplicemente la provincia autonoma di Bolzano, di Trento e della Lombardia. La Lombardia è al 19%, noi siamo al 18%. Tutte le altre regioni seguono in misura minore come disponibilità, copertura di fabbisogno di posti letti in case di riposo. Quindi comunque una percentuale a livello nazionale un po' bassa, di fatto. Noi siamo, però siamo messi meglio, di altri. Più alti. Se poi andiamo a vedere anche l'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, anche qui hanno fatto sempre loro un'analisi, la copertura del Veneto è il 48% su una media italiana del 21% e seguiamo soltanto la regione Molise che è una piccola regione. No, per fortuna siamo messi bene, rispetto però al fabbisogno e alle proiezioni ce n'è ancora da fare, quello è il problema, perché ovviamente come noi in Veneto ci si lamenta di alcune lacune della sanità, se uno va in giù in Calabria si strappa i capelli, però anche qui si vorrebbe raggiungere sempre verso perfezionare la situazione. Dottor Toso, rifacendosi un po' a questo, come reputa le problematiche delle vostre strutture? Ma innanzitutto io dico che le nostre strutture non solo hanno affrontato la pandemia, ma si chiamano centri servizi per anziani, perché moltissime strutture hanno dal servizio domiciliare, hanno centri diurni, hanno servizi per diverse tipologie di anziani, hanno servizi specializzati per il decadimento cognitivo, hanno accolto all'interno ospedali di comunità, hanno accolto all'interno hospice, unità riabilitative territoriali, quindi il livello di professionalità e di strutture delle residenze è un livello che io direi molto elevato. Quindi respingo in toto l'impressione che quando si parla di residenze si parla di qualcosa di non adeguato, anche perché non dimentichiamoci che per avere l'accreditamento di cui si parlava si passano 4 livelli di controllo, quindi da parte dell'ULSS e quindi della regione, dell'azienda zero, quindi diciamo che su questo voglio tranquillizzare tutti che il livello di assistenza, tant'è vero che uno dei gravi problemi quando manca il personale non è che si fanno lavorare di più le persone che ci sono, purtroppo si chiudono i servizi. E questo è stato un grave problema economico per tutte le residenze, perché se non c'è il personale non dai il servizio adeguato e quindi si sospende il servizio. Personale. Questo purtroppo è un problema che si sta aggravando. Quando si dice che dal PNRR sono state escluse le residenze per anziani, secondo me c'è una cosa ancora più grave, e cioè che si è dato spazio a costruire muri per fare le case della comunità, che risulteranno dei servizi che raccoglieranno le esigenze del territorio, sempre ammesso che ci sia del personale da metterci dentro che le raccolga, e poi dove porteranno come risponderanno a questi servizi? Esatto, quindi probabilmente aumenterà moltissimo quello che è la necessità di dare risposta come residenze e la capacità sarà quella, ma allora il pensiero è: perché non si è fatta un'analisi di rete dei servizi come è quella del Veneto? Io condivido l'analisi, il Veneto ha una rete di servizi. Perché non si è pensato che le residenze e i centri di servizi non potessero diventare dei riferimenti come case di comunità? Si spendeva molto meno in termini di muri, si potevano potenziare le professionalità e l'investimento sarebbe stato sulle qualificazioni professionali, sulla formazione. Invece è tutto sulle infrastrutture, il PNRR. Questo però, siccome sappiamo che quello che serve sono le persone, allora c'è stato, secondo me, qualcosa che da correggere. Vediamo cosa c'è da correggere, perché ci sono anche altre questioni che per afferire a queste strutture le famiglie devono avere, o l'anziano deve avere comunque una pensione adeguata, dei finanziamenti adeguati, perché ci sono degli oneri. Andiamo subito in pubblicità, quando ritorniamo insieme riprendiamo questi temi.